l'addio a Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, nuovo lutto per la famiglia della studentessa uccisa da Filippo Turetta, il messaggio del figlio Gino: ciao mamma, salutami Giulia, il cordoglio della comunità di Vigonovo. Sempre al fianco di Gino durante il processo, a Giulia aveva dedicato un libro il giorno della sentenza di ergastolo. Turetta disse ai nostri microfoni: il nostro dolore ce lo porteremo fino alla tomba, martedì funerali. Il giorno dopo la chiusura delle indagini e la conferma delle ipotesi di corruzione, il sindaco di Venezia al contrattacco, accuse ingiuste e infamanti, non mi arrendo, l'opposizione in coro si dimetta. Accoltellò al petto un 23enne sul ponte di Rialto a Venezia per questioni legate alla droga, arrestato 18enne senza fissa dimora dai carabinieri. La lite scaturita per la decisione dell'aggredito di acquistare altrove lo stupefacente. A Venezia, primo giorno di carnevale, tra zone rosse e la task force in campo per l'allerta terrorismo, il centro storico invaso pacificamente dalle maschere dopo il preludio di ieri sera. Gli arancio-nero-verdi di Eusebio Di Francesco scenderanno in campo nel posticipo di lunedì a Marassi contro il Genoa, match con la presenza in porta di Radu, che dopo il debutto con la Roma spiega le origini del suo numero 28 come i suoi anni a maggio. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. È morta all'età di 76 anni Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, diventata a sua volta un simbolo nella lotta ai femminicidi accanto al figlio Gino. Gino che l'ha ricordata sui social con un messaggio: ciao mamma, ora salutami Giulia. Noi il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. È difficile dirsi soddisfatti di una sentenza, soprattutto ma di questo. Per noi è impossibile. Per noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Senta, signora Carla, anche questa mattina vi siete trovati davanti Filippo Turetta. Lei che cosa ha provato? Niente. La Corte d'Assise di Venezia aveva appena pronunciato la sentenza dell'ergastolo per Filippo Turetta e Carla Gatto così parlava ai nostri microfoni. Era il 3 dicembre scorso e ancora una volta la nonna di Giulia Cecchettin dimostrava forza ed equilibrio. A suo modo e senza volerlo, la 76enne era diventata un simbolo della lotta ai femminicidi, sempre a fianco dei nipoti, sempre accanto soprattutto al figlio Gino, una colonna portante nei giorni angoscianti della scomparsa e del ritrovamento di Giulia, così come nei momenti convulsi di quello che è stato un processo lampo che l'ha messa davanti al killer della sua amata nipote. Era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri e questo è bene, no? Questo è bene, però il bene molte volte non paga, questo è vero. A Giulia, nonna Carla, pittrice appassionata di scrittura, aveva dedicato anche un libro, storia di una ragazza che fugge alla violenza, e iniziato a scrivere prima del dramma che ne aveva sconvolto l'esistenza. E a chi giudicava il suo dolore, lei rispondeva così: Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto, tanto, tanto. La nostra sofferenza la mascheriamo magari perché bisogna vivere, ma per il resto insomma cioè come. Originaria di San Martino di Venezia, Carla Gatto viveva a Beverare, in provincia di Rovigo. Il malore giovedì 13 e il trasporto d'urgenza a Verona. Forza mamma, non mollare, aveva scritto Gino sui social, postando il testo della canzone di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola. Poi il precipitare degli eventi e la morte. Sei in buona compagnia, salutami Monica, Giulia e papà. Ciao mamma, lo struggente addio sempre di Gino, quel figlio che Carla diceva le somigliasse nel profondo. Ci assomigliamo un pochino e abbiamo un po' lo stesso carattere e voglio dare anche la forza, quella che ho io, quel po' di forza che ho io, di avere anche a lui, perché poverino veramente è stato macinato da questa vita, scusate dell'epiteto che non è quello giusto, ma è stato veramente trattato male dalla vita, ecco. E l'ultimo saluto a Carla Gatto è stato fissato per martedì prossimo alle 15:30 nella chiesa di Beverare, frazione di San Martino di Venezia, dove viveva. Grande il dolore per la sua morte anche nel paese di Vigonovo, dove vive la famiglia Cecchettin, tra i primi ad inviare un messaggio a Gino, il sindaco del paese.
Una comunità di famiglie che a Gino Cecchettini e i suoi figli si è stretta forte dal novembre 2023, quella di Vigonovo, che aveva adottato anche la sua solare mamma, la nonna di Giulia, Carla Gatto. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno in paese. La villetta bianca con i fiocchi rossi è chiusa e silenziosa. Chi passa rivolge un pensiero e una preghiera. La vita è questa, non lo possiamo mai sapere cosa ci succederà. Un po' sfortunato quest'uomo, purtroppo capita a tutti. Sfortunata certamente, specialmente da parte di Gino. Una bella persona Gino. Sì. Gentile. Sempre senza sbilanciarsi in politica oppure anche con la giustizia. A Gino Cecchettini e ai due figli e al fratello di quest'ultimo si stringe anche il cognato e lo zio materno di Giulia, Andrea Camerotto, che non rilascia dichiarazioni al microfono ma ci racconta l'ultimo incontro a Natale. Si sentiva stanca la signora Carla. Mamma e nonna aveva vissuto a fianco del figlio un dramma e un dolore indescrivibili. Mamma e nonna Carla era molto amata anche nel paese dove il figlio viveva. Ci troviamo ad esprimere in questo momento di dolore le nostre condoglianze, la nostra solidarietà a Gino e alla famiglia Cecchettin per la perdita della mamma, della nonna Carla. È una persona che abbiamo imparato a conoscere con tutta la sua forza e auguriamo proprio a Gino e alla sua famiglia di poter contare sull'esempio e sulla forza di Carla per superare questo momento di lutto e di dolore. Il giorno dopo la chiusura delle indagini e la conferma dell'ipotesi di corruzione, il sindaco di Venezia al contrattacco, accuse ingiuste e infamanti, non mi arrendo, dice, l'opposizione in coro, invece replica si dimetta. Io non ho fatto niente, insisto su questo, sono innocente, pensa cosa sono ancora di 63 anni. Auguro a tutti, davvero a tutti, anche i peggiori, che non vi trovate in questa situazione, che non vi troviate mai. Il giorno dopo la chiusura delle indagini e la conferma dell'ipotesi di corruzione, il sindaco di Venezia al contrattacco, accuse ingiuste e infamanti. Non mi arrendo, sono innocente, ve lo giuro, dice, specificando altresì: martedì finalmente vedrò quali sono le prove che portano a queste accuse. Ve lo giuro, cioè, che io ne più sul cuore, è un dolore talmente grande che faccio fatica, è che sono forte nella mia fiducia, nella mia fede, io sono davvero fiducioso sulla magistratura. Ma l'opposizione in coro si riunisce al grido di dimissioni. Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, in attesa di capire quale sarà l'iter giudiziario, ribadisce come Venezia non possa permettersi un'amministrazione il cui vertice sarà inevitabilmente concentrato sulla propria difesa legale anziché sulle reali esigenze della città. I cittadini meritano trasparenza, responsabilità e un governo pienamente dedicato al bene comune, così testualmente nella nota inviata alla nostra redazione. Luana Zanella, veneziana, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, chiede il sindaco Brugnaro faccia un passo indietro, lasci la sua carica, non può proseguire, dice, mentre pendono accuse di corruzione. Michele Boato, consigliere di Alleanza Bene Comune, dal presidio ai piedi del municipio di Mestre, incalza. Siamo qui perché ricordiamo a Brugnaro che deve dare le dimissioni, che non possiamo avere un comune, un'amministrazione non solo indagata ma a questo punto rinviata a giudizio, quindi vuol dire che i giudici per 6 mesi, anzi 8 mesi ultimamente, ma anche prima, hanno valutato tutte le prove. E il giudice per le udienze preliminari, Carlotta Franceschetti, con il parere favorevole del PM Roberto Terzo e Federica Baccaglini, ha revocato gli arresti domiciliari agli imprenditori Fabrizio Ormenese, Francesco Gislon e Daniele Brichese, arrestati il 16 luglio e che ora attenderanno così da uomini liberi l'udienza per il loro patteggiamento che la GUP ha aggiornato al 16 maggio. Resta invece agli arresti domiciliari l'ex assessore Renato Boraso, anche lui in attesa di patteggiare una pena a 3 anni e 10 mesi e 400.000 euro concordata dal suo difensore, l'avvocato Pauro, con la procura. Non ha fatto richiesta di revoca della misura ed è in attesa che altre accuse si aggiungano a quelle per le quali ha chiesto il patteggiamento.
I carabinieri della Compagnia di Venezia hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne straniero senza fissa dimora accusato di lesioni personali aggravate per aver accoltellato un altro giovane nei pressi del ponte di Rialto. L'episodio risale all'aprile scorso. Il provvedimento è stato eseguito il 12 febbraio ed è stato reso noto oggi. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dal nucleo operativo dell'Arma. La vittima, un 23enne di origine straniera, come detto, era stato colpito all'altezza del petto. La lite sarebbe scaturita per la decisione dell'aggredito di non aver acquistato dello stupefacente dall'indagato e di essersi rivolto invece ad un altro spacciatore. A Venezia ha preso il via il carnevale blindato Interforze stagione 2025, dove dopo l'attentato di Monaco di Baviera è altissima l'allerta terrorismo, con le novità anche delle previste zone rosse. Tra allerta terrorismo e zone rosse, il Carnevale 2025 di Venezia, con visitatori provenienti da 140 paesi di tutto il mondo, prende il via in una città dal centro storico blindatissimo e all'insegna dell'intensificazione della vigilanza e dei controlli straordinari interforze, con pattugliamenti costanti e continui H24, specie nell'area marciana. La decisione dopo l'attentato delle scorse ore a Monaco di Baviera, con il tragico bilancio di un morto e almeno 30 feriti, tra cui alcuni molto gravi, tra questi anche bambini. Allora il prefetto Darco Pellos ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza che vedono una Venezia presidiata interforze. Tra i sorvegliati speciali, in particolare la Basilica di San Marco, Palazzo Ducale, le Procuratie Vecchie e gli altri monumenti e musei presenti nel e con il cuore della città, Piazza San Marco. L'attività di prevenzione attuata sotto il coordinamento tecnico operativo della Questura vede l'impiego del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, con l'arrivo nelle scorse settimane di 56 nuovi uomini dell'Arma, della Guardia di Finanza, i Lagunari e della Polizia Locale di Venezia, coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimini, che effettua un attento controllo anche con pattugliamenti appiedati in Borghese. 1 milione le presenze registrate nella passata edizione del Carnevale 2024, in una città che attrae ogni giorno 170.000 persone e che per questa kermesse, con i suoi 18 giorni di festeggiamenti previsti, cioè fino al prossimo 4 marzo, i conti sulla sicurezza sono presto fatti. Ecco infine che contro assembramenti e fiumi di gente la Polizia Locale di Venezia, sotto la direzione dell'ordinanza del sindaco, nelle zone rosse prevederà anche eventuali chiusure agli ingressi con barriere e sbarramenti per delimitare le zone interessate. O di renderle da un punto di vista pedonale, diciamo così, a senso unico, soprattutto lungo i ponti, e questo nelle giornate clou del Carnevale. Le abbiamo già intraviste, ma andiamo a vedere meglio le maschere arrivate da tutto il mondo a Venezia. L'apertura ufficiale della festa in questo primo sabato di Carnevale. La zia Domenica che però parla italiano. You speak also in Italian, aren't you? Sì, parlo italiano. Piazza San Marco saluta le migliaia e migliaia di maschere giunte da ogni parte del mondo. Hello, good morning. Good morning. Where do you come from? Japan. Japan. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Lo spettacolo si apre sotto il nome del veneziano Giacomo Casanova, avventuriero, poeta e scrittore, cui è dedicata questa Kermesse 2025 in occasione dei 300 anni dalla sua nascita. Semplicemente un nobile veneziano del Settecento, ecco. Quindi non è scappato dalle prigioni? No, non ancora. Poi in giornata vedremo, però non ancora. Lei è rimasta sedotta dal suo fascino? Sì. In una Venezia radiosa e solare, dalle cui acque è giunto pure il dio di tutti i mari, Nettuno. Un pochino di calma ci vuole. Così il Mose non si alza. Esatto, tutto risparmiato, no? Ed è sotto il segno dell'acqua che va in scena il monito all'insegna della sostenibilità. Esatto, per salvare questo pianeta che nessuno se ne occupa. Rappresentiamo lo scioglimento dei ghiacciai e il contestuale peggioramento della situazione di vita per gli orsi e tutta la fauna che esiste nell'Artico. Cosa vi aspettate da questo carnevale veneziano? Tante maschere e divertimento, basta.
A Carnevale a farla da padrone fantasia, umorismo e risate, anche se talvolta tristemente amari. L'uomo ragno c'ha le ragnatele, solo che questo è un uomo ragno in sovrappeso e un po' pigro. E poi c'è Letizia, la zia d'America da Santa Barbara, ha cucito i vestiti per le dame di tutta la famiglia, dando appuntamento a nipoti, sorelle, cugine, giunte pure da Cuba, qui a Venezia, un evento nell'evento. E siamo riusciti a mettere insieme questo gruppo. Prima volta nella nostra vita. Ciao. Il via ufficiale del Carnevale di Venezia 2025 nella serata di San Valentino. In 20.000 a Piazza San Marco hanno sfidato il forte vento e un meteo non certo favorevole pur di esserci. Nella piazza più bella del mondo, Piazza San Marco, ha preso il via all'insegna dell'amore il Carnevale di Venezia 2025 alla riscoperta di Giacomo Casanova fino al 4 marzo. In 20.000 sono arrivati sotto il grande palco allestito in Piazza San Marco a Venezia nel giorno di San Valentino. Non poteva essere che l'amore, il sentimento da celebrare in grande stile, e l'avvio del Carnevale è stato un boom. Abbiamo iniziato con San Valentino, qui nel salotto più bello del mondo, Piazza San Marco. Il Carnevale 2025 presenta la notte di San Valentino. Siamo qui tutti quanti, pronti a festeggiare una notte all'insegna dell'amore con tantissimi ospiti, uno spettacolo incredibile. Nonostante il forte vento, il freddo, la pioggia abbondante caduta in mattinata, il Carnevale ha fatto già il pieno di entusiasmo. Tanti gli artisti presenti, e c'era anche Red Canzian che il 5 luglio porterà in Piazza San Marco il suo musical Casanova opera pop dedicato proprio al grande protagonista di questo Carnevale. Alcuni dei suoi artisti sono stati grandi protagonisti dello spettacolo inaugurale. Poi il direttore artistico del Carnevale di Venezia, Massimo Checchetto, si è congedato con qualcosa che assomiglia a un qualcosa di più di una semplice promessa. Tantissimi artisti che si alterneranno, che canteranno, urleremo il nostro amore, saremo tutti felici qui al Carnevale di Venezia e in Piazza San Marco. Venite a trovarci perché questo è solo l'inizio. E allora, buon proseguimento. Siamo al calcio, gli arancio-nero-verdi di Eusebio Di Francesco scenderanno in campo lunedì a Marassi contro il Genoa. La salvezza dista 6 punti lunedì alle 20:45 nel posticipo che chiuderà il 25° turno del campionato di Serie A. Il Venezia Football Club farà visita a Marassi al Genoa in una partita da non sbagliare perché 16 punti in classifica in 24 giornate sono troppo pochi e occorre recuperare il terreno perduto. Intanto si presenta ai tifosi arancio-nero-verdi con grande entusiasmo il nuovo portiere Ionut Andrei Radu della nazionale rumena, arrivato in Laguna dall'Inter dopo l'infortunio di Filip Stankovic. Quello che mi ha spinto a venire qua è che sapevo che questa fosse stata la piazza giusta dove avrei potuto dimostrare il mio valore, perché avevo parlato con Filip, che come mio fratello piccolo, no? All'inizio mi ha detto un po' della situazione, che come si è trovato qua, mi ha parlato, e quindi per questo, appena ho visto che c'era l'opportunità, ovvio che nel calcio può succedere di tutto, la sfortuna di uno può essere l'opportunità di un altro, e per questo mi dispiace per lui perché, come ho detto, stava facendo molto bene. Ho scelto di venire qua ovviamente perché è la piazza giusta e cercherò di continuare il lavoro che Filip stava facendo. Abbiamo una squadra, posso dirti, molto molto forte, mi piace il modo di gioco del mister, mi piace tutto. Bisogna ovviamente essere un po' più concreti, però questa cosa qua piano piano arriverà, ci serve solamente quella partita giusta, quei punti giusti nel momento giusto per far scattare la scintilla che ci porterà dei grandi risultati, grandi soddisfazioni. All'ex liceo Severi, al Lido di Venezia, è stata aperta per una giornata alla cittadinanza la nuova sede della Protezione Civile. L'Associazione di Volontariato Nucleo di Protezione Civile del Lido di Venezia ha inaugurato la sua nuova sede all'ex liceo Francesco Severi, in via Diego Valeri alle Terre Perse. Sono 20 i volontari coordinati da Francesco Deste, impegnati da ormai 15 anni non solo per tutte le emergenze in città e al Lido e per l'Eltrina,
ma che si sono resi disponibili anche durante il terremoto all'Aquila o l'alluvione in Emilia-Romagna. La nuova sede è una base logistica dotata di una cucina attrezzata per dare da mangiare ai pasti caldi e un dormitorio. Il Comune ha finanziato una importante ristrutturazione della sede con circa 150.000 euro, con i quali si è provveduto tra l'altro anche al rilacciamento dell'acqua, la sistemazione dell'impianto elettrico e delle utenze. Prossimo passo è il riscaldamento, che ancora manca. Abbiamo voluto oggi fare un incontro aperto a tutta la popolazione per far vedere le nostre potenzialità e le nuove strutture che sono state realizzate qui per essere sempre più efficienti e a disposizione della cittadinanza. Una giornata di incontro con la popolazione a cui è intervenuto anche il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello con delega alla protezione civile, oltre a una nutrita rappresentanza di tutte le forze dell'ordine e associazioni del territorio. L'invito anche magari a tanti cittadini che hanno voglia e che hanno qualche ora di tempo da dedicare al proprio territorio in maniera sana, in maniera positiva, a venire a conoscere la protezione civile e magari a venire a iscriversi e quindi dare una mano al prossimo. Il parroco di Sant'Ignazio, Monsignor Cesare Zanusso, ha benedetto spazi, attrezzature, volontari e tutte le persone presenti, e poi i volontari hanno premiato a sorpresa il loro presidente Francesco D'Este. Importante anche mettere in evidenza quello che fanno i volontari della protezione civile, che lavorano non solo a livello comunale ma anche a livello nazionale, sono presenti quando ci sono le emergenze. Da Venezia è tutto per questa sera, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera.